Il sì del Senato alla richiesta di Sappada di lasciare il Veneto e tornare in Friuli Venezia Giulia getta benzina sul fuoco del desiderio autonomista dei comuni bellunesi. Alcuni ci hanno già provato con un referendum a partire dalla Mon nel 2005, apripista della voglia dei comuni di confine di varcare la frontiera regionale, seguito da Sovramonte, Cortina d'Ampezzo, Livina Longo Col di Lana, Colle Santa Lucia e poi Taibon e Voltago a Gordino. Gli altri ci sperano con il referendum del 22 ottobre che per i bellunesi sarà doppio. Si voterà per l'autonomia del Veneto, ma anche per una maggiore autonomia della provincia di Belluno. È chiaro che la decisione del Senato per Sappada, se seguirà anche il sì della Camera, rischia di innescare un effetto domino. Ci sono decine di comuni in Veneto e non solo nel bellunese che possono ambire alla stessa situazione di trasferimento, di passaggio ad altra regione di Sappada, ma il tema vero è che la politica deve agire per evitare che ci siano sperequazioni di carattere economico e sociale tra territori ordinari e territori a statuto speciale, che è la molla vera di ogni trasferimento di comune. L'autonomia del bellunese è il cavallo di battaglia del BARD, Movimento Belluno Autonomia Regione Dolomiti, che vede nel riconoscimento di maggiore autonomia alla provincia dolomitica l'unica via affinché la montagna continui a vivere e ad essere abitata. La provincia di Belluno è interamente alpina e con particolari condizioni incastrata fra due province e regioni a statuto speciale, ha bisogno di maggiore autonomia e di maggiori risorse. Con le risorse che abbiamo adesso non siamo in grado di vivere dignitosamente in montagna. Per questo motivo sosteniamo due sì convinti il 22 ottobre, sì al referendum per l'autonomia del Veneto e un sì anche al referendum promosso da tutti i sindaci della provincia di Belluno per maggiori autonomie alla nostra provincia.